il martedì. Scusate, bisogna fare un po' di silenzio, se no non ci sentiamo, perché qui c'è un'ottima acustica, la sala non è amplificata, quindi se c'è silenzio riusciamo a sentirci tutti quanti. Con qualche minuto di ritardo iniziamo rispetto alla deroga del solito quarto d'ora accademico, iniziamo questa serata dedicata a una grande donna nuorese, una grande donna sarda, che è Adelasia Coco Floris, intendendo così celebrare anche, come facciamo ogni anno, i martedì letterari. Ormai sono 8 anni che hanno questa cadenza di dedicare il martedì più vicino all'8 marzo a una grande donna, possibilmente sarda. In questo caso ce l'abbiamo addirittura nuorese, ed è un piacere parlarne. Ne abbiamo già parlato, a dir la verità, sempre con Battistina l'8 marzo dell'anno scorso, e ci eravamo ripromessi, appunto, l'anno scorso abbiamo parlato di altre donne di grande rilievo nella storia della Sardegna, e ci eravamo ripromessi di dedicare la tappa successiva ad Adelasia Coco Floris, e finalmente ci arriviamo. Anche se avrebbe meritato, diciamo, forse ambiti più ampi di questo sia pur significativo, qualificatissimo auditorio di stasera al Bar Cambosu. Tanto che la nostra iniziativa, come avrete visto, non è passata sotto silenzio, perché oggi La Nuova ci dedica un articolo in prima pagina, perché scoprono, no? Non è una novità, ma forse grazie alla nostra iniziativa riscoprono quale fu il senso rivoluzionario e emancipatorio di Adelasia Coco Floris, una donna che contro tutto, contro tutti, contro un ambiente chiuso e retrivo, lo stesso ambiente verso il quale, ricordiamo, dovete lottare grazie ad Elena, di 14 anni più grande di lei, ma anche lei alle prese con una sorta di pregiudizio generale rispetto al ruolo delle donne, relegate, sia pure in un matriarcato particolare quale è quello barbaricino, quello previsto nel codice barbaricino, di cui abbiamo anche di questo parlato diverse volte nei nostri martedì. Però dovete lottare al pari di Grazia Deledda, che non a caso dedica proprio a lei il romanzo Cosima, il suo romanzo autobiografico uscito postumo nel 1936, e Grazia Deledda vedeva in Adelasia Coco Floris il suo alter ego trasferito nel mondo scientifico. Lei, per affermare la sua dignità letteraria, dovette emigrare a Roma e lì assunse le massime vette. Adelasia Coco invece, ancora più determinata, più testata, decide di dedicare la sua vita, la sua scienza elevata, temprata negli studi universitari migliori che si potessero trovare allora in Italia. L'Università di Pisa, dove, scusate l'autocittà, ma dove studiò, dove si è laureata anche la nostra presidente della regione, la nuorese Alessandra Tonde, quindi un trade union quasi simbolico rispetto a questa prestigiosa università nell'affermazione dell'identità delle donne sarde e nuoresi. Adelasia Coco lotta contro tutto e contro tutti, contro il prefetto, contro i suoi stessi concittadini, e alla fine il Consiglio Comunale di Nuoro, dimostrando grandissima maturità, grandissimo spirito civico, nonostante il parere contrario del prefetto, decide di affidarle la condotta di Seuna, una condotta che, ricordo allora, nel 1913 era piuttosto disgraziata, perché il rione di Seuna
che era, diciamo, quello dei, tra virgolette, dei poveri, perché era il rione dei contadini rispetto al rione di Sant'Upredu, che era quello dei ricchi, uniti da questo cordone umbilicale che era il Corso Garibaldi, dove abitava la borghesia, se così si poteva definire, e quindi aveva problemi soprattutto legati alla scarsa igiene, alla mancata educazione sanitaria, igienica, e lei accetta senza esitazioni questo incarico oneroso, che però la entusiasma perché nel suo ardore giovanile era appena laureata. Lei si è laureata nel 1913, nel 1914 prende la condotta, sa che può mettere veramente a frutto tutta quella scienza che i suoi illustri docenti le avevano infuso e che lei aveva preso con grande coscienza, con grande impegno, con grande maturità, con grande consapevolezza. E ancora di più dimostra coraggio quando prende addirittura l'incarico, senza esitare, della condotta di Lollove. Allora la frazione di Nuoro aveva ben 400 abitanti, tutti pastori. Lollove sapete tutti dov'è, allora era raggiungibile solo da un tratturo che lei percorreva a dorso di mulo, accompagnata, quando capitava, o da un messo comunale oppure da un pastore, da un vecchio contadino che si prestava a farle da guida. Per capire quanto questo atto fosse coraggioso e addirittura avventato, basti pensare che il suo predecessore, che si chiamava Andrea Romagna, era il nonno del dottor Andrea Romagna, che conosciamo tutti, che è stato anche lui medico condotto a Nuoro, era stato ucciso in un agguato, è stato ucciso a fucilate, quindi lei andava a prendere una condotta di non facile, eppure svolge il suo ruolo con grande impegno, con grande determinazione, e anche, non solo con coraggio, ma anche con grande pervicacia, proprio perché si trattava di cambiare mentalità consolidate, soprattutto sul piano dell'igiene, che era la sua ossessione, l'igiene proprio come forma primaria della tutela della salute del cittadino. E alla fine capisce che a dorso di mulo era troppo faticoso e con la solita determinazione prende la patente, prima donna sarda ad essere patentata, e viaggia in macchina da sola in queste strade infami che avrebbero fatto paura anche alle persone più coraggiose. Lei e porta alla fine a compimento il suo ruolo in maniera egregia, e non viene mai meno a quel giuramento di Ippocrate famoso di cui tutti i medici sono vincolati. Talmente ama la sua professione che poi alla fine, in questa sua coscienza civile progressista, che era stata trasfusa dal padre, il padre Salvatore Coco, redattore di riviste culturali, amico personale di Gressa de Reda e di Angelo De Gubernatis, un intellettuale progressista, antifascista certamente, trasmette alla figlia tutto quell'impegno civile che, senza il quale lei non avrebbe potuto svolgere, come in effetti ha fatto, la sua professione a favore dei più disgraziati, dei poveri, di quelli che avevano bisogno veramente di un medico, che non si potevano permettere le cure che allora costavano ben più di oggi. E si segnala per un grande salto di fantasia quando, per salvare la maestra Mariangela Maccioni, insegnante nota antifascista, che poi fu la moglie del professor Lillino Marchi, che stava per essere arrestata perché si rifiutava di partecipare alle adunate fasciste, lei si inventa una sindrome, che era la sindrome di partecipazione alle manifestazioni pubbliche, che
provocavano nella donna delle turbe psichiche. Quindi lei stila questo certificato fatto con grande competenza, perché era molto competente, e salva Mariangela Maccioni dalla galera fascista. Ecco, questa Adelaide Giacocco, una donna straordinaria, potrei dire altre mille cose, però vorrei dire che in questa Barbagia, in questa Sardegna, nelle zone interne della Sardegna, ma in particolare per ragioni che non è opportuno adesso stare ad indagare, in questa Nuoro le donne riescono a trovare dentro se stesse, dentro la propria intelligenza, dentro la propria sensibilità, la forza per affermarsi a dispetto di tutte le convenzioni, di tutte le strettoie imposte da un mondo chiuso e ancestrale come era quello barbaricino, la civiltà più antica dell'Europa sicuramente. Quindi voi pensate, sopravvivevano ancora emergenze tribali perché i paesi erano diventati delle grandi tribù. Quando Adelaide Giacocco inizia a fare la professione, lei sfida tutto e tutti, si afferma, diventa un personaggio di grande rilievo sociale, preso ad esempio anche negli anni successivi, come altre grandi dottoresse, fra cui Maria Montessori, ricordiamo che madrina di quel metodo didattico discutibile, ma che aveva una grande validità, attraverso il quale ci siamo formati tutti quelli che hanno più o meno la mia età. Comunque, e per vivere una vita serena, morire quasi centenaria a Nuoro, dove purtroppo, come succede ai grandi nuoresi, la memoria corta ancora una volta si prende la sua vendetta, perché come tutti quelli che hanno fatto grande Nuoro, ad Adelaide Giacocco era stato intitolato un tratturo, che era una discesa sterrata che andava dalle scuole elementari Po, da ingresso di via Matteotti fino a via Medeu, poi trasformato da un architetto piuttosto fantasioso in una gradinata, e insieme alla gradinata è sparito il nome di Adelaide Giacocco Floris, che oggi non ha neanche intitolata una via in questa città, che le deve veramente tanto sia dal punto di vista materiale, nel senso che fece fare un salto di qualità alla medicina pubblica in città, ma anche dal punto di vista morale, perché fu faro e l'esempio di tante donne che capirono che attraverso l'impegno, attraverso la determinazione, attraverso anche l'ostinazione si poteva arrivare a quelle vette che sembravano precluse alle persone di sesso femminile e riservate solo agli uomini. Vi ringrazio, adesso passo la parola a Battistina. Buonasera a tutti. Insomma, un po' di voce. Spero che la voce insomma mi sostenga, perché ho anche un po' di mal di gola, pazienza, se no è che mi sentiate tutti. Non si può prendere qua. Non è un micro, questo serve solo per il web. Non lo so, forse. Sì, se fate silenzio, se possibilmente. Allora, già Angela Altea ha detto tanto di Adelaide Giacocco, quindi un po' avete imparato a capire la figura di questa grande donna, la sua personalità, eccetera. Io mi sono permessa di portare delle foto, che ho messo 2 qui e una lì, sono delle riproduzioni di lei col marito. L'ho portata appositamente proprio per mostrare innanzitutto, ecco, chi è Adelaide Giacocco, che è questa, perché questa immagine io obiettivamente l'ho avuta, ma non l'ho trovata riprodotta da nessuna parte. C'è sempre la stessa immagine di Adelaide col camice,
con il microscopio, perché lei appunto si occupava anche di questo e poi ne parleremo. Però come vedete è una signora già molto particolare, perché se noi consideriamo che è nata nel 1885, facciamo i confronti anche, non so, con l'ambiente in cui è vissuta, anche con i nostri avi, ecco, vediamo che è una donna molto particolare, di gran classe, sicuramente è vissuta in un ambiente elevato, e questo le fa semplicemente onore, nel senso che quando poi si dedicherà ad aiutare i poveri, ecco, lei non ha avuto assolutamente nessuna titubanza. In altre occasioni qualche altra persona al posto suo forse si sarebbe tirata indietro e avrebbe tirato anche i remi in barca, come magari altre donne hanno fatto. Quindi già abbiamo la presentazione di Adelasia col marito, che ha avuto anche lui una parte importante nella vita di Adelasia. Iniziamo comunque a dire che noi adesso siamo qui prossimi alla festa l'8 marzo, la festa delle donne, che poi non è esattamente la festa delle donne, ma è la giornata internazionale per i diritti delle donne e per la pace, ed è stata ufficializzata nel 1977 dietro la richiesta dell'Assemblea nazionale delle Nazioni Unite, che voleva dedicare a livello mondiale una giornata alle donne, per i diritti proprio delle donne. Già era una festa che era stata inquadrata come festa delle donne nel giorno dell'8 marzo, già dall'inizio del secolo, dal 1907, però poi è stata ufficializzata quando tutte le nazioni si sono messe d'accordo, visto che già comunque la festa era inquadrata in quell'8 marzo, a festeggiare questa giornata internazionale l'8 marzo. Allora, è appunto la festa la giornata internazionale per i diritti delle donne. Benissimo, noi siamo ancora nel 2024 e ancora oggi le donne purtroppo devono arrabattarsi, perché i diritti che costituzionalmente dovrebbero essere garantiti ancora non lo sono. È intervenuta la Costituzione italiana proprio per inquadrare questa situazione. Ci sono degli articoli, c'è l'articolo 3 che appunto dice che tutti hanno gli stessi diritti, che siano di qualunque colore, di qualunque religione, di qualunque genere. Okay. E poi abbiamo l'articolo 37 che qui invece dice, ed ecco l'altra nota dolente, che tutti devono avere la stessa possibilità di esprimersi nel lavoro, devono avere gli stessi diritti anche nella professione, e avere le stesse retribuzioni giustamente a seconda dei ruoli, cioè persone di sesso diverso, di genere diverso, però con gli stessi ruoli devono poter avere e percepire lo stesso stipendio, la stessa remunerazione dell'uomo. Ancora purtroppo, ripeto, le cose non sono così chiare, ed questo posso dirlo, è uno scandalo, una vergogna per l'uomo e soprattutto per la donna, perché la donna, malgrado abbia comunque continuato a battersi, a arrabattarsi, a sgomitare proprio tra i colleghi tra virgolette maschi, okay, perché per loro il percorso è stato semplice, sì, perché era una cosa normale. Ecco, le donne invece no, quindi vuol dire che ancora dobbiamo lottare, e siamo già nel 2024 e dobbiamo dire che purtroppo la donna ancora di strada ne deve fare abbastanza. Molte donne in Italia si sono interessate, cioè sono andate avanti nella lotta proprio per i propri diritti. In Sardegna abbiamo anche qualche chicca, tra cui Adelasia Cocco, che da sempre si era interessata, sin da piccola, alla professione medica, e quello era il suo obiettivo, e lei ha cercato di percorrerlo malgrado abbia avuto ostacoli un po' da tutte le parti. Grande parte ha il padre, Salvatore Cocco Solinas, una persona intellettuale, un progressista, un poeta, un anarchico, che innanzitutto si è
circondato di personaggi molto importanti, tra cui appunto Grazia Deledda, poi per esempio il De Gubernatis, che è appunto un etnologo linguista molto intelligente ed era fautore dei diritti delle donne, quindi a quei tempi era già una cosa molto particolare, quindi erano proprio degli estremisti in senso buono. Tutto questo ambiente che ha circondato da sempre, da quando Adelasia era piccola, ecco, ha fatto germogliare in lei il desiderio di indipendenza. Devo dire che Adelasia è nata a Sassari, non è esattamente nuorese, è venuta a Nuoro seguendo la famiglia, perché il padre, che era un funzionario comunale, è stato trasferito e ha preso il posto qui a Nuoro. Quindi lei si ritrova a Nuoro da Sassari, già da un ambiente un pochino diverso, cioè si ritrova, perché Nuoro non è la Nuoro di oggi, allora non era la Nuoro di oggi, quindi si ritrova non era capoluogo di provincia, non era capoluogo di provincia, non era una città burocratica come Sassari, ecco, non era un capoluogo di provincia, ma a prescindere da tutto era un paesone, cioè niente togliendo per carità a Nuoro, però dobbiamo sempre partire dal presupposto che Adelasia è nata in un contesto e si ritrova in un altro dove forse un'altra persona, un'altra donna di quella portata, io sempre voglio che si tenga ben presente l'immagine di Adelasia, ecco, magari le difficoltà le avrebbe avute. Lei non si è data per persa. Una chicca che ho saputo da un nipote che oggi non c'è, bene, Adelasia frequenta il liceo e conosce il suo futuro marito, che ce l'abbiamo lì appunto rappresentato, e tutti e due si innamorano follemente, convintissimi di volersi sposare, fuggono in carrozza e vanno a Tempio. Quindi lì poi sono stati giustamente interpellati i carabinieri, li ritrovano e il marito, allora in quel momento non era marito, viene addirittura portato in caserma, non gli hanno fatto niente, però poi gli hanno consentito di sposarsi. Quindi Adelasia una marcia in più perché insomma fare un gesto del genere, forse in Sicilia avrebbero detto vabbè, ha fatto a Fuitina, ma noi a Fuitina non ce l'abbiamo, queste fughe d'amore. Quindi anche lì vediamo una donna veramente di carattere, di polso. E cosa è successo? Che quindi loro si sposano. Quindi Adelasia fa l'università, cioè si iscrive, appunto pensa di iscriversi all'università già da sposata, e dove va? Non è va a Sassari, va a Pisa. Quindi anche quello oltrepassa il Tirreno, quindi inquadrandola sempre nell'ambiente in cui, cioè nell'epoca in cui è vissuta. Ecco, bisogna dire che è stata veramente una pioniera, non solo come medico condotto dopo che verrà appunto la laurea, ma per ogni cosa. Lei è stata un'estremista sempre, ecco, al massimo ha combattuto sempre per ciò che voleva e l'ha ottenuto, non ha indietreggiato in nessun modo. Quindi non si laurea, va a Pisa, però fa fino al 1910, perché si è iscritta nel 1907 e nel 1910 torna però in Sardegna. Nel frattempo il marito si era laureato in veterinaria, comunque lei torna in Sardegna, ripeto, non si lascia assolutamente travolgere da niente, si iscrive a Sassari sempre in medicina. Premesso, quando lei è andata a Pisa era l'unica donna in tutto l'Ateneo, quindi questo le ha comportato non pochi fastidi perché i colleghi maschi, quindi soprattutto una donna, poi soprattutto perché si doveva studiare il corpo umano, mai sia che la donna sapesse come era fatto un uomo, per carità di Dio, quindi apriti il cielo. Bene, lei continua imperterrita e il tempo era quello, perché non era consentito alle donne lo studio della medicina, tutte al più potevano fare, non so, le maestre, le insegnanti, oppure poi più avanti, ecco, fare la scuola di ostetrica, che verrà però un po' più avanti, ma medicina proprio no, ma nella maniera più assoluta. E lei invece prende
la laurea in medicina nel 1913, per giunta discutendo una tesi all'avanguardia, una tesi sperimentale, anche lì ecco lei quindi precursore di tutto, sul potere autolitico del siero di sangue come contributo alle reazioni immunitarie. Quindi una cosa mai sentita, mai vista, quindi, e lei discute questa tesi con tanto di elogi e di lode. In quel periodo, dicevo, ecco, alle donne non era permesso fare determinati percorsi di studio, però comunque c'erano quelli che diceva bene, le facciamo studiare, erano pochissime. Quando lei si è laureata in tutta Italia c'erano 250 donne iscritte nella facoltà e in medicina erano pochissime. Assieme a lei, chi prima e chi dopo, alla fine in Italia erano 5. Lei comunque ecco, è la seconda in Sardegna, perché la prima si era laureata a Sassari, una certa Paola Satta di Chiesi, di cui però si è persa ogni notizia. Probabilmente non ha avuto il coraggio di fare il medico. Ecco, probabilmente non ha avuto il coraggio di fare il medico. Quindi è vero che è la seconda laureata, però è la prima che effettivamente ha esercitato la professione. Ma come l'ha esercitata? Comunque dicevo che l'opinione comune, gli stereotipi erano quelli, cioè che la donna non doveva fare il medico, e se doveva fare il medico, ecco, le idee erano queste. C'era per esempio questo professor Ughetti, un torinese, un piemontese che aveva studiato all'Università di Catania e poi aveva anche insegnato lì all'università, e lui diceva, perché era anche uno scrittore, in un suo libro aveva fatto un capitolo dedicato alle donne medico, e lui dice: chi non potrà mai esercitare in campagna, chi non potrà mai levarsi molto in alto in città, nonostante la buona volontà degli emancipatori, è la donna medico. Quindi questa era l'idea, cioè tutto può fare, ditemi quello che volete, si può anche laureare, però rimarrà sempre dove rimarrà. Non sapeva però che da lì a poco invece Adelasia avrebbe infranto quel famoso soffitto di cristallo che tutte le donne, chi più chi meno, anche oggi devono purtroppo sfondare, perché ancora noi abbiamo qualche problema. E quindi cosa succede? Si laurea e viene a Nuoro, va bene? Viene a Nuoro col marito, eccetera, e fa la domanda, udite, per ottenere la condotta medica. Allora, la condotta medica allora non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, va bene, ecco, erano gestite dai comuni, i medici condotti, chiamiamoli così, erano pagati dal comune stesso, però poi l'autorizzazione doveva arrivare dalla prefettura. La domanda è stata inoltrata, va al vaglio del prefetto, e il prefetto per poco gli viene un accidente, perché quando vede questa cosa lei, la Adelasia, in un'intervista dice: allora, quando ha visto la mia domanda, il prefetto dice così: ci deve essere un errore, dice il prefetto, decisamente imbarazzato. Questo decreto non posso firmarlo. Una donna non può svolgere la professione di medico condotto in una terra così difficile come la Barbagia. Ci ripensi, signorina, ci ripensi. E la rimanda indietro. Ok? Però lei insiste, non è che si lascia dare, insomma, insiste, e alla fine, siccome c'era la necessità anche di un medico condotto, non avendo poi trovato nessun cavillo legale o burocratico, quello che è, per cui doveva essere rigettata questa domanda, la domanda viene accolta e Adelasia ottiene la condotta di Seuna. Condotta di Seuna, come giustamente diceva Angelo, ecco, voi che siete nuresi forse lo sapete più di me, inquadrare tutta la zona, era abitata da gente povera, così anche un po' come tutta Nuoro, e quindi però Adelasia prende proprio come una missione, prende in cura tutte queste persone che avevano necessità,
E considerate una cosa, siamo nel 1914, quindi siamo a ridosso della guerra mondiale, quindi c'erano gli uomini che stavano partendo per il fronte, venivano chiamati al fronte, non solo, senza mezzi, perché non c'erano gli antibiotici. I primi antibiotici, abbiamo la penicillina nel 1926, che però prima di essere usata ci sono passati diversi anni. Le malattie venivano curate un po' così, e il medico condotto era praticamente, cioè, doveva fare tutto, doveva sapere di tutto con pochi mezzi, addirittura facevano anche delle amputazioni in ambulatorio, andavano nelle case e trattavano qualunque cosa, soprattutto appunto, mancando l'igiene, eccetera. Le malattie, soprattutto le infettive, erano all'ordine del giorno. Morivano tanti bambini di dissenteria perché non si potevano curare, non c'era la cura, c'era la malaria. La Sardegna purtroppo sapete benissimo che era il luogo malarico per eccellenza. Insomma, voi, cioè soprattutto chi è medico e che sa quanto è difficile già oggi come oggi, che abbiamo tutti i mezzi e a disposizione, insomma, per fare diagnosi, per fare terapia, lì era lei da sola, doveva sapere di tutto, ed era per giunta donna, ma non voglio insistere per denigrare la cosa, no, assolutamente, cioè lei ha avuto il coraggio che molti uomini non hanno avuto, perché per esempio poi quando nel 1915 viene ucciso il medico di Lollove, l'Andrea Romagna, i medici maschi, ecco, non hanno accettato, e a lei è stata offerta, non ha chiesto la frazione di Lollove, gli è stata offerta proprio perché gli altri, i medici uomini e i suoi colleghi uomini, non hanno accettato, e lei invece sì. E quindi qua c'è il racconto di Lollove anche, lei dice questo, che Lollove è stato il battesimo di fuoco, dice: è stata per me la più grossa rivincita, una vittoria del femminismo come si dice oggi. Qui siamo nel 1978, quindi già lei, quando anche questa frase che dice come si dice oggi, lei non ha fatto non ha agito pensando perché era una femminista contro qualcuno, no, lei l'ha fatto convinta di fare un'azione utile, e che quello era la sua missione, cioè l'ha vissuta proprio come una questione sua, personale, morale, sociale, politica, cioè lei doveva aiutare il prossimo con i pochi mezzi che aveva, ma soprattutto con il grande coraggio che aveva. So che è stata apprezzata in tutta la comunità di Seuna e anche di Lollove. A Lollove, come diceva appunto Angelo, lei andava anche chiamata, cioè andava tutti i giorni a portare, lei diceva, il conforto della medicina a questi poveri cristi che erano lì abbandonati. Bene, il conforto della medicina lo portava come? A cavallo, perché mezzi non ce n'erano. Allora l'accompagnava un assessore comunale, un certo Fredu Ferru, e quindi avanti e indietro. Ora il marito inizialmente l'ha un po' osteggiata perché aveva paura, più che altro perché doveva insomma imbarcarsi in un territorio che già avevano ucciso Andrea Romagna, figurati lei una donna, ma lei comunque non si è data per persa. E allora, data anche la difficoltà, il fatto che lei doveva andare tutti i giorni a portare il conforto della medicina, decide di prendere la patente. Quindi, come ha fatto per la condotta medico, che quindi è stata la prima donna medico condotto in Italia, guardate bene, non in Sardegna, in Italia, prende la patente e lei sarà la prima donna in Sardegna patentata. Ok, quindi è Adelaide, con tanto chapeau. Quindi, cioè, veramente un percorso e un vissuto che io penso che molti uomini non hanno, scusate, faccio la parte della femminista, modestamente parlando, certo che sì, però poi ecco, già così c'è molto simpatica e la valorizziamo sicuramente.
Però se noi la vediamo nel suo contesto storico, ecco, lei si è passata tutto un periodo che è stato quello più movimentato in Italia, no? Cioè, c'è la parte appunto del Regno d'Italia, la parte del fascismo, poi la Repubblica e quant'altro. Le due guerre se le fatte tutte, sia la prima che la seconda, e lei sempre imperterrita, mannaggia, guarda, a curare questi poveri malati che dipendevano da lei. Cioè lei era una madre per loro, e poi è stata di fondamentale importanza soprattutto per le donne, perché le riuniva, ha fatto educazione sanitaria, le insegnava l'igiene, anche come gestire i figli, perché poi erano meschine piene di figli, e non solo, ha fatto una cosa tremenda, ha fatto educazione sessuale, ha insegnato alle donne quei metodi naturali di cui conoscevano, non c'erano altre cose, proprio per cercare di aiutarle anche sotto questo aspetto, perché sicuramente allora purtroppo c'era ancora più di oggi la piaga degli aborti clandestini, quindi di queste donne che non facevano altro che figliare, e allora si ricorreva, diciamo, alla mammana, ok? E lei ha veramente dato una scossa al genere femminile qui a Nuoro, gli ha proprio aperto gli occhi, e molte donne le ha anche indirizzate a iniziare a intraprendere uno studio, non dico medico, ma almeno del settore. Quindi molte donne si sono riviste anche in Adelasia, e molte hanno iniziato pian piano a interessarsi dell'ambiente, di ciò che gli stava attorno, di come si dovevano insomma, fare determinate cose, soprattutto l'igiene, l'alimentazione, ed è stata quindi un personaggio importantissimo sotto questo aspetto, perché altrimenti alle donne di Nuoro non gliel'avrebbe detto nessuno. Lei, l'unica donna medico, perché gli altri, i maschi, insomma, non avevano questa delicatezza, chiamiamola così, di insegnare alle donne quello che dovevano fare. Lei sì, cioè, quindi ha puntato molto sulla fiducia anche che le donne stesse avevano in lei, cioè gli hanno aperto le porte, e lei è entrata non in maniera dirompente, in punta di piedi, ma portando luce dentro queste case dove prima c'era il buio. Certo, purtroppo come dire, le armi che avevano erano proprio poche. Comunque sia, la Adelasia continua però a studiare, cioè non si ferma, non è che dice, sai, sono arrivata lì, così mi basta. No, è sempre stata di un'intelligenza viva, molto curiosa, e ha continuato a studiare, a fare corsi, usciva spesso per andare, e noi li chiamiamo ora i corsi di aggiornamento, e ne approfittava per portarsi qualche nipote, qualche parente, per fare anche le gite, perché era amante dei viaggi e le piaceva, cioè, quindi non solo la parte diciamo insomma, culturale per lei, e quindi di aggiornamento, ma anche la parte piacevole, perché le piaceva appunto fare le gite e portarsi appresso i nipoti soprattutto. Io ho sentito Mario Rocca, che speravo che fosse qui stasera, però non può perché è influenzato, infatti ha detto se fosse possibile potrei fare anche un intervento via telefonica, ma non credo che sia possibile. E Mario Rocca, che è il nipote di Adelasia Cocco, dice: io con nonna, mi ha raccontato questo, sono andato tantissime volte in giro, ci portava dappertutto, e non solo, ma ci portava in maniera anche, ci spingeva in maniera attiva, ci faceva vedere le cose, ci spingeva a ripetere, se avevamo qualche preferenza lei ci stimolava, se ti piaceva, non so, una pittura, allora lei stimolava i nipoti a dipingere, a scrivere, cioè è stato uno stimolo sempre costante e continuo, non solo per la popolazione di Nuoro, ma per la sua famiglia. E quindi detto ciò, che cosa devo aggiungere ancora? Quindi per lei, quindi, tanto di onore e di cappello, perché è sicuramente una vita molto molto ricca. Tutte queste
questi aggiornamenti e questa sua attitudine cosa la portano? La portano anche ad avere degli incarichi molto importanti. Infatti nel 1928 diventa ufficiale sanitario e nel 1935 direttore dell'ufficio igiene e profilassi. E qui si apre anche un altro capitolo di Adelasia Cocco, perché aiutata dal marito nell'ambulatorio dell'ufficio igiene e profilassi teneva dei cagnolini, dei cani che erano sotto controllo per la rabbia, cani sospetti rabbiosi, e lei, aiutata, ripeto, dal marito, faceva non degli esperimenti, cioè cercava intanto dal tessuto cerebrale di questi cani sospetti e poi malati, ecco, di utilizzare questo tessuto per fare dei vaccini. E sempre lo stesso nipote dice: noi andavamo spesso a vedere nonna che faceva con nonno tutti questi esperimenti, e c'è stato un momento in cui c'è stato un po' di terrore nella famiglia, perché avevano questo cucciolo, questo cagnolino, che mordicchiava, insomma era un cucciolo e quindi un po' mordicchiava a destra e a sinistra. Questo, quindi lei, la nonna, l'ha tenuto, dice: teniamolo qui, vediamo se per caso sviluppa la rabbia. Invece purtroppo è capitato che un signore, no, un dipendente che accudiva questi cani, involontariamente l'ha ucciso, non so, gli ha dato un calcio e cosa, l'ha ucciso. Quindi Adelasia Cocco non sapeva effettivamente, non era riuscita a sapere, perché il tempo intercorso era troppo poco, se veramente questo cagnolino era affetto da rabbia oppure no. Allora lei cosa ha fatto? Ci ha vaccinato tutti, quindi noi andavamo, ci mettevamo tutti in fila a fare le dosi di vaccino, proprio perché non si sa mai. Ed ecco qui la prevenzione. Quindi, come vediamo, cioè non solo quindi cura, ma lei ha aperto proprio la strada della prevenzione, perché prima, figurati, se facevi un vaccino, non era sicuramente un Novax, e si è vaccinata tutta la famiglia. Quindi l'importanza di Adelasia Cocco a 360 gradi, come dice qualcuno, la prendono in giro, è veramente al 100%. Tutto ciò che lei ha avuto per le mani l'ha portato all'ennesima potenza, senza paura, ma l'ha fatto spontaneamente, perché sentiva di doverlo fare, sentiva la medicina come una missione, e questo le fa onore che secondo me i nuoresi dovrebbero cominciare un pochino anche a mettere a frutto. Allora, questo abbiamo visto la Adelasia medico, ok. Comunque Adelasia era anche una donna molto socievole, aveva aperto, tra virgolette, un salotto a casa sua, dove però erano ammesse solo le donne, gli uomini non ne voleva, e lei riceveva un gineceo. Sì, perché andavano lì, si riunivano, discutevano, eccetera. Io so che, appunto, come mi ha riferito il suo nipote, che lei, il suo grande cruccio era che Grazia Deledda era andata via da Nuoro, sicuramente con lei avrebbe fatto molto, ma molto di più. Quindi lei riceveva queste donne, come dice lui, il gineceo, per discutere. Non solo, era anche sprezzante dei pericoli, perché lui, Angelo l'ha ricordato, quando lei fa quel famoso certificato per Mariangela Maccioni, che poi effettivamente Mariangela è stata poi anche, non in quell'occasione, poi si è fatta anche un po' di carcere, meschinetta, e anche la stessa Adelasia Cocco è stata indagata, però lei in carcere non è andata. E perché? Allora, la Mariangela Maccioni, anche lei una donna di polso, un'antifascista, non voleva partecipare alle manifestazioni, non solo, però ecco, purtroppo eravamo in pieno fascismo e lei non aveva assolutamente nessuna paura di manifestare questa sua ideologia, cioè questa antipatia per il fascismo. Mi ricordo anche che ho letto qualcosa dove si racconta che la Maccioni, ecco,
era stata ripresa perché poi le colleghe avevano fatto anche la spia, perché lei aveva detto che la foto del duce, no? Non le piaceva perché il duce aveva gli occhi sturti, ok? Quindi aveva detto ai bambini così. Non so, sì, insomma, di questo. Maria Angela Maccioni, il certificato che la Dell'Asia Coco ha fatto era in relazione al fatto che lei non volesse partecipare, non aveva poi partecipato all'anniversario della marcia su Roma. Quindi lì era venuta fuori con ironia questa specie di sindrome strana dove lei appunto dice che non poteva, la paziente aveva una sindrome per cui non poteva partecipare a cerimonie emotive. Allora, giustamente chi ha ricevuto il certificato ha capito che era un certificato pro forma così. C'è stata un po' anche la richiesta da parte del prefetto di avere delle notizie su questa Adelasia che si era permessa di dire velatamente, ecco, il suo pensiero contro il fascismo, per aiutare appunto un antifascista, e hanno fatto delle indagini, proprio il Ministero dell'Interno aveva fatto delle indagini. Comunque alla fine in effetti non le hanno fatto, a lei proprio non hanno fatto niente. Un'altra cosa, ecco, che Adelasia come donna, come mamma, come nonna, è sempre stata una persona molto dolce, molto affettuosa, i nipoti la ricordano così. Io ho parlato con più persone, quindi abbiamo un discendente di Adelasia Cocco, se vuole ricordare qualcosa. Sì, magari dopo che finisco, perfetto. Se ho detto qualche imprecisazione, qualcosa non precisa, insomma, mi deve perdonare. E dicevo, quindi è sempre stata così. Poi una piccola chicca, lei è sempre stata affettuosa col marito che è morto a 83 anni, quindi un po' prima di lei, perché lei un bel po', erano praticamente coetanei, per lui era un anno più piccolo di lei, e lui è morto a 83 anni, lei ha 98, quindi è rimasta vedova per un po'. Fino all'ultimo si chiamavano con i vezzeggiativi, cioè bellina, bellino, e quindi si coccolavano, e anche questo insomma denota anche l'apertura, diciamo, di questa donna. Le nostre donne sarde, anche noi, anche adesso, non è che siamo così espansive nei confronti dei nostri mariti o dei nostri compagni, e lei lo era. Niente, questa a me fa piacere che voi siete tutti qua. Mi sarebbe piaciuto anche vedere qualche ragazza giovane, perché la figura di Adelasia Cocco secondo me deve essere anche rappresentata nelle scuole, proprio come motivo trainante, perché oggi come oggi Scusate, sto finendo, lo so, sono stata troppo un attimo lunga. solo. Stavo dicendo, le ragazze oggi hanno un po' paura di tutto, abbiamo l'abbandono scolastico, non hanno più, non lo so, il desiderio di niente, cioè sono un po' apatiche. Quindi queste donne che sono partite da zero, hanno lavorato veramente con le sole mani quasi, cioè non avevano nessun mezzo, bene, sono riuscite ad ottenere tanto, non solo da se stesse, ma per tutta la società, e devono essere da traino, un input positivo. Quindi queste devono essere ripresentate nelle scuole, devono essere un motivo di orgoglio, di onore, non solo per la comunità, ma per la donna in sé e per sé. Cioè la potenzialità della donna è la stessa dell'uomo. Un tempo si diceva doveva fare solo la moglie, la mamma e basta, che aveva un cervello più piccolo dell'uomo e quindi non aveva le stesse capacità, ma neanche per idea. Cioè mamma natura ha fatto della donna una potenza, proprio perché doveva essere madre, perché una donna che deve portare avanti una gravidanza deve essere veramente in forza. Ma non solo, poi se noi vediamo, poi alla fine la famiglia, sì, l'uomo ci va a lavorare e porta i soldi a casa, ma chi regge il tutto
è la mamma fino all'ultimo. Quindi io cosa devo dire di Adelasia? È una figura che mi ha sempre affascinato, e penso che il Nuoro e anche la Sardegna non sia stata buona con Adelasia, quindi va ricordata, e sarebbe il caso anche di non solo rimettere la targa che è stata messa e poi tolta, non si sa come, non sa perché, ma anche una via proprio in modo da ricordare non solo a noi che ci siamo, ma anche ai posteri, e ogni tanto tornare un pochino alle sue vicissitudini, che non sono state da poco. Se consideriamo tutto il periodo storico c'è da mettersi le mani nei capelli, ragazzi. Non ha passato una vita, e l'ha passata felicemente, perché è stata una donna comunque felice. Ok? Io ho finito. Scusate se vi ho annoiato. Grazie, scusate, chi vuole intervenire deve avvicinarsi qui, perché il microfono, altrimenti il microfono della trasmissione web non percepisce. Intervengo in quanto discendente Lorenzo Sanni. Lorenzo Sanni, sei... Sono pronipote della dottoressa Cocco. Ovviamente non sono né un medico né uno storico, quindi ovviamente non posso che apprezzare la bellezza e la documentazione che ha fornito la dottoressa Cristina, che ringrazio ovviamente, perché la cosa principale ovviamente per la quale intervengo è ringraziare la dottoressa e l'associazione che si è occupata di questa figura, che come ha riconosciuto la stessa dottoressa spesso è stata dimenticata, addirittura non c'è una via che è dedicata a lei, non per fare recriminazioni o niente di questo genere, ma semplicemente per il fatto che il Nuoro spesso tende a dimenticare le sue figure più illustri, perché oltre a Grazia Deledda ci sono anche altre persone che andrebbero ricordate. E per il resto appunto ringrazio ovviamente la dottoressa Foddai, e voglio soltanto aggiungere che l'impegno professionale della dottoressa Cocco anche sul piano della lotta alle malattie infettive era legato anche a una situazione personale particolare, che l'aveva visto morire 2 figli, uno per scarlattina, l'altro per un'altra malattia, per la malaria, e quindi questo ha prodotto ovviamente anche un coinvolgimento emotivo anche nell'impegno scientifico della mia bisnonna. Quindi questo è quello che volevo dire. Ringrazio ancora i relatori dell'impegno e dell'interesse per la figura di mia. Io mi permetto, scusate se qualcuna, perché vedo che ci sono tante illustri colleghe che sono arrivate ai vertici, cioè quindi posizioni apicali, che mi piacerebbe se qualcuna dicesse magari qualche sua esperienza, perché tutte noi, io in prima persona, io adesso ho la mia età, ma non sono di quelle, diciamo, mi sono laureata negli anni '80, ci sono colleghe qua che magari hanno qualche anno meno di me, che però hanno raggiunto veramente delle posizioni apicali e avranno magari qualche aneddoto, qualche cosa. Io personalmente ve ne dico uno mio, se vi fa piacere, così per sfondare quel famoso soffitto di cristallo. Io ho studiato, mi sono laureata e anche specializzata essendo sposata, la specializzazione anche con un figlio, quindi quando dicono che le donne non possono, cioè una volta che si sposano, ecco, non possono proseguire, assolutamente no. Io per me non è stato assolutamente, certo ci vuole l'impegno come per tutte le cose. Io ricordo, così come il Lughetti diceva delle donne medico che mai avrebbero potuto, eccetera eccetera, bene, anche a me era stata detta una cosa del genere. Qui siamo negli anni '80, a cavallo tra il 70 e l'80, e questo lo dico anche, come si chiama questo professor Pero, avanti professor Pero, non è caduto dal pero, ma a me mi ha detto: ah no, adesso tu sei una donna sposata e sicuramente di laurea manco
niente, guarda, toglitelo dalla testa che non ci riuscirai. Questo l'ha detto a me negli anni '80, ha detto no, mi dispiace per lei, io le porterò la mia laurea, gliel'ho portata, e anche una laurea con 110 e il resto. Quindi non andiamo ai primi del Novecento con Adelasia Cocco, che noi siamo negli anni '80, io almeno per quanto mi riguarda. Benissimo, loro erano convinti che io mai mi sarei laureata, ma tanto ero sposata. È la stessa cosa poi quando è nato mio figlio, sempre la stessa tiritera. Comunque io ho tenuto duro, non è stato facile, ho trovato ostacoli, poi io sono un ginecologo, cosa vuol dire? Noi eravamo pochissime le donne che intraprendevano quella strada, pochissime, generalmente erano tutte pediatre. Mia madre stessa diceva, ma tu perché non devi fare la pediatra, perché il ginecologo, mamma mia, quello che mi ha detto. No, io voglio fare il ginecologo perché mi piace fare il ginecologo, punto e basta. Quindi non vi dico tutte le cose che mi hanno detto, non ve le ripeto perché sono oscene. Ce lo immaginiamo. E in più poi sono andata a lavorare in ospedale, giustamente, dove le donne eravamo due, c'era proprio due, quindi e anche lì le solite cose, c'era questi colleghi che poi alla fine hanno smesso, come mi vedevano arrivare, dice dai facci il caffè, no veramente non ti devo fare il caffè. Okay. E se non te lo fai male fai. Io l'ho già bevuto, dicevo, quindi se vuoi te lo fai, cioè ci vedevano come le donnine, non lo so, per fargli, non lo so, facci il caffè, no, assolutamente, e allora poi chiamano l'ostetrica, ok. E poi il discorso anche il ginecologo femmina, oddio mio, pazienti mi volevano bene benissimo, poi però quando si trattava, perché io sono sempre stata appassionata di chirurgia, bene, quando si trattava di operare diceva sì, dottor sa, si deve operare, abbiamo questo problema, sì, e chi mi opera? Come chi la opera? Opero io. Sì, e allora cominciava poi, però insomma la fiducia poi è arrivata e le pazienti hanno continuato a seguirmi, però ripeto, io sto parlando degli anni '80, non del 1907 quando si è iscritta ad Adelasia Cocco. Quindi per lei sarà stata ancora più difficile perché erano veramente mosche bianche e quindi insomma il grande impegno suo, una donna eccezionale, io la reputo una donna eccezionale, felici, sono contenti i nipoti e i pronipoti che insomma di aver avuto questa grande nonna ma veramente grande, onore a lei sicuramente. Benissimo, basta, io la mia storia l'ho raccontata, se poi la volete qualcuno, non so, si sente di raccontare la propria. Beh, anche per porre domande, porre questioni, insomma. C'erano due condotte a Nuoro. Due. San Pietro e Sì, erano due. Pastori e contadini avevano il rigetto. Sì, ma le condotte erano due. E infatti lei aveva avuto una, cioè l'altro erano solo due. Comunque è stato un periodo veramente difficile perché poi soprattutto in quel periodo non avevano mezzi per curare le persone, non c'erano farmaci. A noi adesso andare in farmacia a comprare un antibiotico è una cosa da niente. Quello che ha detto Battistina per i medici era per tante professioni lo stesso. Non è che fosse molto diverso. Due passi avanti così. Guarda che mi sentono tutti. No, ma allora, la prima donna architetto. Scusate, Ignazio Careda che non fa il la medico. conosco tutti. Ecco. Ignazio Careda fa Io un avevo altro 5 mestiere. sorelle, a casa non parlavo mai adesso. E beh, anche qui caschi male, maggioranza sono donne. Allora, la prima donna architetto, quindi il primo architetto donna o architetta come dicono adesso, è Angela Lussato, nel 1925, laureata a Roma. Pensate semplicemente che era l'unica, la prima in Italia e l'unica iscritta alla facoltà di Roma, che allora era la scuola superiore d'architettura. Ma vi dico chi era la seconda, la madre, si è laureata 2 anni dopo.
La madre praticamente faceva l'architetto senza averne senza avere l'iscrizione all'ordine, perché allora gli ordini non esistevano. La Luzzatto si è potuta iscrivere nell'ordine solamente nel 1958, perché quando si laureò nel 25, nonostante stesse già lavorando e avesse fatto anche qualche casa importante per qualche funzionario dell'allora partito fascista, non veniva riconosciuta alla donna la capacità di poter fare l'architetto per un semplice motivo, virgolettato, quindi non, che essendo la donna portata all'analisi, chissà perché, non poteva svolgere una professione come quella d'architettura, che è la sintesi di tutte le arti. Sto scherzando. Allora, un concetto profondamente filosofico, un pensiero filosofico. Devo dire che quando mi sono iscritto io nella facoltà, all'ordine degli architetti negli anni 70, mi aveva preceduto un'unica donna, Angela Maria Muggia, che si è iscritta nel 1969, nel 72, e subito dopo Luciana Rocca, nipote di Adelasia Cocco. Allora vedete che le aperture oggi, devo dire che la metà degli architetti sono donne, quindi bisogna aspettare. In pratica non più l'analisi o la sintesi. Prego. Ha avuto altri figli oltre a quei due che sono morti? Sì, 4 ha avuto. Due morti E 2 vivi, sì. Si è seguito anche Non ho capito. tutta l'attività fotografica. Sì, È anche questo, cioè lei si è sempre dedicata alla famiglia, ha avuto 4 figli, 3 femmine e un maschio. E infatti lei era dispiaciutissima, nel senso, cioè l'unico figlio maschio è morto a 3 anni di scarlattina. E anche questo che poi l'ha spinta un po', cioè, sarà stato l'input, già ce l'aveva di suo, però a interessarsi delle malattie infettive e ha portato avanti lo studio. L'altra figlia, una femmina, anche lei è morta all'età di 10 anni, ma comunque sempre per un problema di tipo infettivo. Sono rimaste le altre 2 donne e quelle sono, diciamo, hanno proseguito, diciamo, la progenie, diciamo, da discendenza a Nuoro, nella tomba di famiglia, è seppellita a Nuoro. Sì, c'è una tomba di famiglia. Comunque, tornando al discorso di Adelasia donna, quindi una donna comunque una brava madre, affettuosa con il marito, con i figli, con i nipoti, è veramente, cioè, è come mamma, 4 figli vogliono tirati avanti con i dispiaceri anche che ci sono stati, e non si è mai persa l'animo, anzi è stato un input proprio per continuare nello studio. Lei credeva nella scienza e non si risparmiava, cioè andava a destra e a manca a fare i corsi di aggiornamento, a sentire un po' tutte le novità della scienza, proprio perché ci credeva e lo vedeva come un impegno morale nei confronti della società dove lei viveva. Quindi, cioè, in effetti, perché già una famiglia di 4 figli va portata avanti, anche se poi vivevano in un palazzo che adesso non c'è più, è Piazza San Giovanni, dove mi dicevano che c'erano più appartamenti e vivevano anche altre sorelle, eccetera. Si sono date una mano a vicenda. stavano anche bene con il Sì, beh, certo, stavano bene, una famiglia benestante, questo sì, si vede anche dagli abiti, però comunque malgrado tutto si sono spesi per la gente povera, perché loro non prendevano soldi, anche se hanno avuto, come erano medici di personaggi importanti, loro proprio per contratto, diciamo così, della condotta non potevano farsi pagare da chi era povero.
Sì, tutto gratis, tutto gratis. Chi invece era... Prego. No, così, vediamo se qui interviene. Ho finito. Prego. Io volevo fare un elogio agli uomini, sia al padre Sì, che al marito, che penso, non ho studiato, non conosco la storia, siano stati educati e cresciuti da delle donne con una grande forza e vissuti in delle famiglie dove la persona aveva un forte cioè, l'amore per la persona, non per se era maschio o se era femmina, l'amore per il figlio, per la figlia, e cresciuti in modo che avessero amore per gli altri, quindi amore per la moglie, amore per la figlia, indistintamente, qualsiasi fosse il loro desiderio, spingerle e dirle vai avanti, tu sei una persona, non sei una donna, non sei un uomo, sei una persona con la sua dignità e con la sua capacità. Un elogio a questi uomini. certo. Anche l'uomo voleva parlare. Beh sì, certamente. Prego, prego. No, non si sente Non intervento torna a fare Calamita, che era il medico dei poveri, al quale c'è una scuola elementare in testa. Sì. Anche quella potrebbe essere anche la via, una proposta da fare per trovare una scuola elementare e poi fare la certo. Ma guarda, le opportunità per ricordare Adelasia Cocco in una città come Nuoro sono tantissime. Se noi vediamo, scusate, per carità, noi vediamo vie intestate a, che so, a pittori russi, no, cioè, sono ricordi anche per certo personaggi importanti, però prima insomma cerchiamo anche di ricordare i nostri personaggi importanti che hanno cambiato la storia, hanno fatto la storia della società di Nuoro. Questa persona veramente, cioè quando lei poi è morta, ok, a Sassari, e di questo lei comunque ne ha contribuito, c'erano 1000 donne iscritte nella facoltà di medicina, 1000, cioè nel 1983 Più che uomini. più che uomini. Cosa vuol dire? Cioè se siamo partiti che non ce n'era nessuna, poi ce n'era una, le mosche bianche, siamo arrivati a 1000, vuol dire che il messaggio comunque è passato, ma non perché le donne debbano fare medicina, ma perché le donne debbano aprirsi, cioè non stare chiuse in casa, non assoggettate come lo erano sempre state, che poi anche le donne hanno passato un periodo all'inizio, per esempio anche le egiziane, gli egizi, ecco, valorizzavano le loro donne. La stessa Cleopatra sembra che abbia studiato medicina e che si interessasse di ostetricia. Poi c'è stato il periodo nero, il periodo in cui la donna doveva essere relegata in casa, succube dell'uomo, fare la moglie, fare la madre, non aveva nessun diritto assolutamente, cioè c'è voluta una Costituzione nel periodo moderno a dire ok, anche le donne hanno il diritto, ma che hanno un cervello pensante e ce l'hanno tanto quanto l'uomo, ok? Forse di più. Sì, perché allora, è vero quello che hai detto, scusa, è vero quello che hai detto, Battistina, che le donne hanno percentualmente rispetto al peso corporeo un cervello più piccolo, certo, da quello dell'uomo dell'11%. Ciò che conta è che però le donne hanno... Scusate, stiamo interloquendo troppo tra di noi. Hanno una connettività delle reti neurali molto più sviluppata di quella degli uomini, soprattutto tra l'emisfero sinistro, che è quello razionale, e l'emisfero destro, che è quello emozionale, emotivo. E questo forse giustifica perché le donne in realtà sono multitasking molto più degli uomini. Sicuramente sì. Noi siamo Poi magari i ruoli apicali non ci aspettano, se pensiamo che il 5% dei professori universitari, solo il 5% sono donne,
Comunque c'è da dire una cosa qui. Allora, 2 preprimari. Gianfranco, volevo intervenire? c'era la dottoressa. Volevo dire due cose. Parla qui, però, grazie. Così. Il dibattito che è scaturito stasera, l'analisi fatta, ci ricorda una cosa, che hanno scritto nostri padri della Costituzione, ma che forse non viene molto portata avanti. Il ricordo fatto stasera è quello che dice pari dignità e diritto. Il dibattito di stasera, comunque la relazione della dottoressa, ci riporta a difendere questa frase e soprattutto ad applicarla, perché molto spesso ci dimentichiamo che pari dignità e diritto significa parità per tutto, dallo studio alla professione, al lavoro, alla condizione familiare, all'educazione, a tutto. E se abbiamo questo come pari dignità e diritto, significa una sola cosa, che siamo una società evoluta, cosa che se rimangono queste becche non possiamo essere. E noi vogliamo invece arrivare alla pari dignità e diritto per essere una società evoluta, una società che si riconosce e riconosce la dignità di ciascuno di noi sulle cose fatte, sulla storicità, ma soprattutto sulle cose da fare, credendoci, non prendendolo solo come barzelletta o come nozione per poter raccontare cose. Grazie. Scusate, altri interventi, altrimenti chiudiamo e possiamo continuare la serata piacevolmente in conversazioni più ristrette, però la parte ufficiale la chiudiamo la trasmissione web. Grazie a tutti, allora è stata una bellissima serata. Sul giornale ci siamo, poi abbiamo